Vestito a posto. Buon pomeriggio e benvenuti all'impianto sportivo Licaoli da Piana degli Albanesi per la partita fra San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano. Il sorteggio palla e campo per le due squadre, il saluto e la partita comincerà fra poco. Quanti due che bello. Sei, 9, 3 Omar, 4 Mania, 5 Grabowski, 8 Diallo, 10 Giannè, 7 Lupo, 9 De Santos e 11 Salvo. Poi vabbè, le sono dopo ti scrivo, almeno De c'è Santos, no? De Santos, sì. E 11 Salvo. Comincia adesso la partita con il primo pallone dei giocatori del Folgore Castelvetrano, subito il lancio lungo, poi allontana la difesa del San Giorgio Piana per l'efficacia di rimessa laterale. Sadre battuta a destra, palla verso il numero 7 del Folgore Castelvetrano, esce senza problemi il portiere del San Giorgio per bloccare questo pallone e va largo verso il proprio centrale. Può portare il pallone in avanti e lo fa. Poi il lancio lungo allontana la difesa del Folgore Castelvetrano, la palla di 1,5 verso il numero 8, vanno a chiudere verso la bandierina, la palla che rimane lì, dove c'è il numero 7 ancora del San Giorgio, la conclusione riesce a bloccare il portiere del Castelvetrano, poi chiede calma ai suoi compagni con l'arbitro che conta i secondi, la palla ancora verso il proprio centrale che va a giocare verso il numero 6, la palla fra i piedi di Dos Santos, va a giocare adesso al numero 11 Salvo, sempre Salvo, si accentra e calcia, palla fuori, troppo alta, conclusione molto difficile, è rimessa al fondo allora per il San Giorgio Piana. Oh, bene, gioca Fabio! Vieni Fili! Fammi giocare, Fili, vieni qua, Fili! Vieni qua, Palla lunga a cercare il numero 4 Passero, la palla ancora verso di lui, esce però senza problemi, che va a bloccare questo pallone. Palla centrale per Diallo, controlla, poi allarga verso Lania. Palla lunga dove c'è Salvo, prova ad allungare verso Dos Santos, non ci arriva, allora esce dai pali del 6, va a bloccare il pallone. Gioca verso proprio il difensore, la palla centrale dove c'è
Go! Go, Billy! Così. Con la testa prova a spizzare il numero 7 Barbara verso Anane. Palla ancora allontanata poi da Diachite, il pallone che rimane ancora tra i piedi dei giocatori del San Giorgio Piana. Leo, stai fermo, Leo, stai fermo. Mele, dietro le spalle, Mele. Ricomincia un'altra volta da dietro dove c'è Maniscalco allargata dall'altra parte verso Neri. Porta lui la palla in avanti. Ancora Neri. Può cercare centrale. Il numero 9 Anane. Poi la palla messa in mezzo. Allontana. Bene Omar. Poi il pallone che riesce a rimanere in campo. Bravo Giannè. Adesso allontana dove c'è Salvo. Lotta per il pallone con gli avversari. Poi un'altra volta il Castelvetrano riesce a riprendersi il pallone e andare a giocare verso Galvo. La palla poi finisce fra le mani di Sessai a prendere lui il pallone. Neri controlla ancora il pallone il giocatore del San Giorgio Piana, poi prova il lancio lungo verso Cacicia. Bravo però Lania a recuperare il pallone, poi prova a mandare un'altra volta, Salva ancora attento, il capitano del San Giorgio Piana allontana Campanile, ci arriva un giocatore del San Giorgio Piana, è rimasto a terra però uno del Castelvetrano, adesso la palla larga verso Barbara, la butta fuori il numero 7. No, è caduto solo. Sì, è caduto male, è caduto. Il suo razzo si recupera tutto. È rimasto a terra Diallo, a rialzarsi adesso senza tanti problemi. Questa tre che va al Castelvetrano e dovrà restituire il pallone agli avversari. Adesso riconsegnata agli avversari direttamente il portiere del San Giorgio Piano, uscire Sesai che chiede ai compagni di avanzare, vuole provare il lancio lungo, lo fa adesso, la palla lunga dove c'è Barbara per a controllare il pallone che poi è uscita, rimessa 3 va al San Giorgio Piana. Giovanni! Palla messa in mezzo un'altra volta per Barbara e può provare anche il traversone, fa adesso la palla allontanata per operare di essere il Castelvetrano per la conclusione da fuori di Galvo. Senza problemi tra le mani del portiere del Castelvetrano e per il rilancio va ancora una volta però a recuperare il pallone il numero 10 Senna Sardo. Palla larga adesso verso Barbara. Paletro per Neri. Con il numero 2 a gestire un'altra volta Neri, poi gioca centrale dal numero 5 Galvo. Maniscalco. Palla fra i piedi di Neri, la porta il numero 2 in avanti, poi grande palla con l'esterno verso Barbara, non può arrivare troppo lunga, rimessa al fondo allora per il Castelvetrano. Giovanni! Il numero 9, la difesa! Bravi! Dov'è? Il numero 9, i 5, il numero 9! Palla recuperata davanti al San Giorgio Piano, la palla fra i piedi di Diachite può calciare. Fra i piedi di Passaro riesce a bloccare però il portiere del Castelvetrano e poi prova a far ripartire subito la propria squadra. Diallo. Chiede di aspettare ai suoi giocatori il mister Boncore che con la calma riescono a prendere adesso il pallone, non recuperano, grande palla parte del numero 9 verso Sannasardo, palla ancora però troppo lunga, adesso va un'altra volta al rilancio il portiere del Castelvetrano, la palla ancora recuperata poi alla San Giorgio Piana con
Anan che va in avanti, in bucata verso Passaro, esce un'altra volta bene il portiere del Castelvetrano. Dai che buona Pupa, dai che buona Pupa! Adesso lunga verso Giannè, è riuscito ad arrivarci, è riuscito però poi a tenerli in campo, rimessa al fondo allora per il San Giorgio Piano con... Guardate, non siamo distanti, eh! Oh, uno si ricompatta col blocco! Filippo, Filippo! Io allarga adesso, un'altra volta la palla fra i piedi del capitano del San Giorgio Piano. Neri. Vai, tu, via di passaggio, di nuovo! Ancora il lancio lungo dall'altra parte, non riesce a controllare però l'esterno del San Giorgio Piano, allora rimessa laterale per il Castelvetrano. Keba cerca il compagno giusto da servire, trova adesso lo spunto, poi lancio lungo verso Giannè con la testa ancora lontana dalla difesa del San Giorgio Piano e poi la palla centrale dove c'è Caciscià. Maniscalco gira il pallone verso Neri, ancora Neri, altra grande imbucata dove c'è Passaro, entra in aria poi corpo a corpo nel difensore del Castelvetrano, esce un'altra volta dei pali che va a bloccare questo pallone, gioca a largo in pressione però per il San Giorgio Piano. Sanna Sardo riesce comunque a passare il prima tra il Castelvetrano, il calcio di punizione proprio per il San Giorgio Piano, la palla centrale per passare la portata in avanti, poi scarica dietro da Diachita. Barbara Neri Diachita gira dall'altra parte, adesso Neri verso il proprio capitano, palla fra i piedi di Maniscalco. Neri ancora gira la palla del San Giorgio Piano cercando lo spunto giusto che arriva adesso, il pallone fra i piedi di Cascisce, gioca a Diachita in bucata verso Barbara, capisce tutto bene la difesa del Castelvetrano e rimessa da 3 allora per il San Giorgio Piano. È un coglione! Palla verso Passaro ancora per il San Giorgio Piano con il pallone fra i piedi, c'è il calcio di punizione a favore Castelvetrano. 8! Basta! Adesso il calcio di punizione dal Castelvetrano con Lania che gioca dietro da Kravoschi. Palla ancora fra i piedi di Lania, si fa vedere centrale, Diallo controlla il pallone, poi allarga tutto. Palla adesso messa verso Salvo ancora, però il San Giorgio Piano è bravo a recuperare con Diachite che poi gioca verso il proprio numero 10 Sanna Sardo, ricomincia direttamente da dietro e c'è il capitano. Può allargare sempre la Neri, preferisce andare da Diachite. Lancio lungo di Diachite verso il suo numero 11 Candela, prova a tenere il pallone in campo, alla meglio per il giocatore del Castelforte. Allora può ripartire il lancio lungo verso Salvo, non riesce a arrivarci Maniscalco, ci arriva ancora una volta il capitano, la palla fra i piedi di Maniscalco, adesso va a giocare da Sanna Sardo, ricomincia dietro direttamente dal portiere. Neri porta lui la palla in avanti, poi gioca centrale ancora una volta, sempre il numero 5 a controllare il gioco, sbaglia per il passaggio, la recupera allora il Castelvetrano, la conclusione completamente sbagliata, troppo difficile da parte di Diallo che finisce in rimessa dal fondo per il San Giorgio Piano. Neri gioca da Barbara ancora, il pallone fra i piedi di Neri, era scattato il numero 9 Anan,
Adesso Diachite gioca proprio verso il numero 9, anche Barbara prova ad aiutarlo, allontana per un'altra volta dietro il Castelvetrano. Campanina, adesso Diachite è salvo sul pallone, c'è il calcio di punizione per il Castelvetrano. La dovete muovere! La dovete muovere! Adesso fra i piedi di Giannè, su di lui passano, Giannè riesce a passare anche con Stanna Sardo, porta il pallone avanti, poi si appoggia al compagno, chiamata a terra il giocatore del Castelvetrano, non c'è nulla però per l'arbitro, allora continua il gioco. Palla fra i piedi di Sessai. C'è Dario! Neri. Diaghita. Ancora Diaghita con il pallone fra i piedi, si va a prendere adesso la palla direttamente a centrocampo, l'attaccante del San Giorgio Piano per la palla per il passo per allargato e c'è Barbara. Ancora adesso Neri allontana dietro il Castelvetrano, lui con il pallone fra i piedi, un'altra volta Neri porta il pallone in avanti, poi gioca da Barbara, palla troppo lunga, allora sbagliata, rimessa al fondo per il Castelvetrano. Sì, però calmalo cazzo, calmalo cazzo. Oh, calma, senza energia! Palla fra i piedi di Krakowski. Gioca dietro da Keba, pressa alto il numero 4 del San Giorgio Piano, poi la palla larga, recuperata Sanna Sardo, sbaglia l'uscita e il Castelvetrano. Adesso la recupera allora il San Giorgio Piano con Diachite. Sempre lui a gestire il gioco per la squadra. La palla verso Neri, controllo il petto e la portina avanti, sempre avanzata da parte del numero 2. Si va a vedere molto propositivo in questi primi minuti della partita. Poi sbaglia però il traversone, allora la palla finisce direttamente dall'altra parte in rimessa laterale per il Castelvetrano. Sono ancora Diachite con la testa, riesce a anticipare il numero 11 del Castelvetrano per la palla che finisce fuori, però questa volta in rimessa al fondo. Leo. Fallo. Libero, passalo! Occhio secondo, Giovanni! Keba andrà al rilancio lungo. Riesce però soltanto giocatore del San Giorgio Piano, Neri con la testa bravissimo ad allontanare poi il pallone che va fra i piedi del numero 8. Cascice torna direttamente indietro senza rischi da Sessai. Lancia ancora lungo da parte del numero 1 del San Giorgio Piano, poi la palla ancora recuperata una volta al Castelvetrano, molto attento in difesa, la palla dove c'è il numero 6 Mele direttamente dietro, un'altra volta al portiere Keba. Gamba tesa, partita indietro del Castelvetrano, non c'è nulla però per l'arbitro, allora continua il gioco con Lupo, poi il pallone sbagliato verso Salvo, rimessa laterale, allora San Giorgio Piana, questa è la battuta Candela, palla dietro direttamente dal portiere Cambia palla, cambia gioco, Mele! Neri. Bravo! Palla lunga verso Barbara, lotta per il pallone con il numero 6 Mele, palla messa in mezzo, chiedono un fuorigioco alla panchina del Castelvetrano, però non c'è stato, recupera comunque la palla la squadra ospite, poi la rimessa laterale che va un'altra volta al Castelvetrano. Giallo gira ancora una volta il pallone verso Omar, palla poi lunga, non trova né Salve nemmeno il numero 9 Dos Santos, allora recupera ancora una volta il San Giorgio Piana, sempre con Diachite che gioca centrale da Passaro, può portare il pallone avanti e calciare, forse una spinta al momento del tiro, non riesce a coordinarsi bene, allora il numero 4 rimessa dal fondo per il Castelvetrano.
Dai, secondo, va bene, secondo! Secondo, facile, secondo, facile! Oh, va bene, vai, va bene! So Keba chiedono un'altra volta ai suoi compagni di avanzare. Seconda! Bene, troppo centrocampo, bene! Seconda! Leo, seconda, Leo! Allora si va un'altra volta al rilancio lungo verso Salve per aspettare la testa, non c'è nessuno, lascia scorrere. Allora intelligentemente il difensore del San Giorgio Piana e va da Sessai che va anche lui al rilancio lungo con la testa, Krakowski, poi Dekita allargata Barbara. Neri, Dekita. La centrale fra i piedi del numero 1 del San Giorgio Piano, poi la va a levare bene Diallo. E lui lo ha palla fra i piedi, gioca adesso verso Lupo, palla dietro per Omar, prova a buttarsi avanti, adesso il Castelvetrano, bravo però Sanna Sardo. C'è il pallone e conquistarsi la rimessa laterale, è rimasta a terra, però proprio nel contrasto con Sanna Sardo, un giocatore del Castelvetrano. Apposta Monzon! Leo! So, palla dall'altra parte dove c'è Neri, sempre il numero 2 portiere problema avanti, prova un'altra volta il lancio lungo verso Barbara, attenta però ancora una volta Tiesa il Castelvetrano, il lancio lungo dove c'è Salvo con la testa, bravissimo il capitano del San Giorgio Piana a allontanare, arriva ancora una volta per il Castelvetrano, Dos Santos assolto il San Giorgio Piana con Barbara e ricomincia da dietro verso Sesai. Bravo! Diallo! Maniscalco Diallo! gioca da Diakite, palla centrale per Anan, Neve! gioca larga verso Barbara, Vai dentro, il pallone dove c'è il numero 8 Cascicia, lotta per il pallone, la rimessa laterale che va al Castelvetrano. Spizzica, Felipe. Su palla verso Dos Santos e non riesce ad arrivare, allora ancora una volta Neri mette giù questa palla e poi gioca da Maniscalco. Numero 8, Vele! Diakita, ancora a giocare da Neri. Sempre Neri con il pallone fra i piedi, la palla per Barbara, grande palla, parte Neri, poi il traversone messo in mezzo, un'altra volta Kobe esce, blocca questo pallone e vuole far ripartire subito la squadra. La deviazione però da parte di Candela che prova a riprendersi la palla, il contrasto anche con il giocatore del Castelvetrano, la rimessa laterale che va al San Giorgio Piana. Cascicia. Altro lancio lungo da parte del capitano del San Giorgio Piano, un'altra volta verso Barbara, ha cercato molto il numero 7 in questi primi minuti. Adesso il calcio d'angolo per il San Giorgio Piano. Cinque giocatori in aria per il San Giorgio, calcio d'angolo battuto adesso, allontana la difesa del Castelvetrano, rimane ancora in avanti, però altro calcio d'angolo per il San Giorgio Piano. Occhio sul primo palo, Felipe! Via sta palla, primo palo! Calcio d'angolo battuto a destra, la palla che attraversa tutta l'area, allontana ancora il Castelvetrano, un'altra rimessa 3 per il San Giorgio Piana che rimane in avanti, andrà a battere Candela. Palla verso Anano, il contrasto con Krakowski che riesce a accompagnare la palla verso il proprio portiere, allora esce proprio, blocca questo pallone, poi Mele riesce a tenere adesso la palla in campo, riesce anche a passare su Cascicia, poi la palla centrale verso Salvo un'altra volta il San Giorgio Piana, allora recupera il pallone, poi il calcio di punizione
commesso da Mele su Casciccia. Diaghite. Alla prevede di Maniscalco, può portarne avanti il numero 3. Quello Maniscalco nel pallone piedi, poi cerca Passaro, passaggio chiuso, allora si ritorna dietro. Un'altra volta il pallone fra i piedi di Diaghite. Bravo, File, bravo, vai, File. Gira ancora una volta la palla, il San Giorgio Piana si muove sempre, Barbara sulla destra cerca nel momento giusto i compagni forse per servirla, adesso Diaghite con la palla fra i piedi, servita adesso Barbara, palla ancora una volta però troppo lunga, anzi no, ci arriva poi la palla che è finita in messa al fondo, calcio di munizione però chiamata al Castelvetrano. Bravo, Santos, bravo. 8, tu, diallo, 8. Aspetta che va, fai salire, aspetta che va. La palla lunga riesce a mettere al poi forse con il braccio Sannasardo non fischia nulla, l'arbitro lo continua il gioco con Neri, si appoggia un'altra volta da Sesai, va a bloccare il pallone, poi il rilancio lungo, la palla verso Anan, riesce a controllare benissimo la palla, poi gioca dal proprio esterno Sannasardo, la palla fra i piedi di Candela, riesce a tenerla in campo poi contro Omar, sempre il numero 3 lo accompagna fuori, la rimessa laterale che va al Castelvetrano. Palla ancora recuperata, prima avanti a San Giorgio Piana con Anane che prova a calciare, palla fuori, non c'è stata alcuna deviazione, rimessa al fondo allora per il Castelvetrano. Lunga! Calcio di punizione, fischia il Castelvetrano, il numero 7 Lupo. Punizione imbattuta subito da Krakowski, poi Dos Santos scivola a terra, Barbara accompagna questa palla in rimessa laterale, vuole battere subito il numero 7, lascia la battuta però a Neri, palla dietro per Sessai. Ancora Neri, porta lui il pallone in avanti, palla larga per Barbara, controlla il pallone, il numero 7 la mette in mezzo, il suo passo non riesce a controllare bene il pallone, allora recupera il Castelvetrano, si lotta sulla destra per questa palla, rimessa laterale che va al Castelvetrano. Che fai per me? Non può fare diventare un pallone, giusto è? Se al fondo battuto adesso da Kobe, la palla di Krakowski va a lungo dall'altra parte dove c'è Gianne che non può arrivare però su questo pallone, lo accompagna allora Candela in rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Palla dietro dove c'è Sessai, sempre il portiere, allargare questa volta per Neri, non prova il lancio lungo, allora porta il problema avanti Neri. Si fa vedere il centrale, Pastro, la palla è per lui, anche Anane riesce a servire adesso Pastro per la palla larga dove c'è il terzino del San Giorgio Piana che si era inserito bene, che è stato chiamato però un fuorigioco. Ora il Castelvetrano con Kobe che batte subito da Diallo su Giulio e Passaro, la pressione alta per il San Giorgio Piana che sta per recuperare il pallone, allontana adesso il numero 4 del Castelvetrano Lania dove c'è un'altra volta Sessai per questo pallone e giocare verso il capitano del San Giorgio Piana, palla centrale per Diaghite, gioca un'altra volta da Neri.
Così. La palla per Barbara, capita bene un'altra volta da Mele, che poi gioca da Salvo, passaggio ancora, sbagliata, recupera Diachite, palla dietro per Neri. Sanna Sardo, Maniscalco, la linea laterale c'è Candelo, non viene servita, palla ancora, centrale da Casciscia, gioca adesso da Neri, Casciscia. Ora gioca il San Giorgio Piana, gira il pallone aspettando il momento giusto per affondare il colpo, per andare in avanti. Diachita. Palla centrale per Passaro, altro grande movimento da parte del numero 4, palla per Barbara, non c'è nulla per l'arbitro, allora rimessa laterale che va al Castelvetrano. Palla verso Dos Santos con il tacco, non c'è nessuno, c'è soltanto Diachite che va a recuperare questo pallone, gioca un'altra volta da Maniscalco. 8, Mele, stiamo Santos, Mele, Santos. Palla fra i piedi di Sanna Sardo, prova a metterla in mezzo. Allontanata ancora dal terzino del Castelvetrano, riesce attraverso battuta dietro verso numero 11 Candela, poi la palla fra i piedi del numero 5, gioca centrale di Chite, palla dove c'è Barbara, la sovrapposizione da parte di Neri, ancora Barbara porta il pallone avanti, preferisce servire dietro Diachite, palla messa in mezzo dove c'è Passaro, si appoggia da Neri, palla al secondo palo da Nane, palo clamoroso del numero 9. Va soltanto appoggiarla in porta, cosa ha sbagliato Anane, rimessa tra adesso per il San Giorgio Piana e continua a rimanere in avanti. Stanno attaccando praticamente soltanto i padroni di casa in questo primo tempo, con il Castelvetrano si è visto poco dall'altra parte, se sai praticamente ancora non pervenuto, neanche un tiro arrivato verso la sua porta. Adesso Diachite allarga da Neri, continua il gioco del San Giorgio Piana in avanti, la palla dove c'è Casciscia che gioca adesso da Barbara, ancora Barbara prova il attraverso la palla finisce il piede di Casciscia, si fa un'altra volta al numero 7, palla sbagliato, allora rimessa laterale per il Castelvetrano. Davanti, così, bravo, lei. Messa laterale, batte adesso lungo verso Dos Santos, ancora Casciscia con la testa lontana, poi Diallo e passano sul pallone, alla meglio il numero 4 del San Giorgio Piana, poi Diachite forse con la mano si fischia il calcio, inizia a fuori del Castelvetrano l'arbitro. C'è munizione in battuta adesso il Castelvetrano, c'è munizione però da ribattere. Adesso proprio alla porta del Castelvetrano che gioca da Omar per la palla centrale verso il numero 7 del Castelvetrano, ma Scalco non riesce a allontanare, poi Candela in rimessa laterale per il Castelvetrano. Sattere battuta adesso dove c'è il numero 11 Salvo, prova a metterla in mezzo, poi Candela allontana ancora una volta il San Giorgio Piano dove c'è Anane, controlla bene questa palla, poi la spinta da parte di Kravoschi e calcio di punizione allora per il San Giorgio Piano. Neri ancora a portare in avanti il numero 2, prova a metterla in mezzo, ora però attenta a dividere Castelforte, palla che finisce in rimessa laterale, palla dove c'è, passa allontana Lania, poi Casciscia, Diallo, anzi Dos Santos, su di lui si va a conquistare un altro calcio di punizione a favore del Castelvetrano. Vai, aspetta, Kravoschi, la palla lunga verso il numero 6 del Castelvetrano, poi Dos Santos anche all'altro per il pallone, la palla è finisce per piedi di Diallo che sta portando avanti, salta Casciscia ma non salta Diachite, allora prova a ripartire il San Giorgio Piana, palla sbagliata da parte del numero 4 passa, recupera Lupo che poi va direttamente dal portiere Keba.
Lupo. Vai dentro. Palla ancora sbagliata da Gennaro con un altro il San Giorgio Piano. De Chite non si capisce bene con Anane, accompagna il pallone in rimessa al fondo Omar. Kepa gioca da Kravoschi. Palla larga verso Omar, chiede di pressare. Il mister Boncore riesce a uscire bene, però il Castelvetrano poi la palla lunga da parte di Diallo verso Dos Santos. Su di lui c'è Barbara, bravo il numero 7 in chiusura. Allontana adesso questo pallone. Ancora Dos Santos, sempre contro Barbara. Palla messa dietro da Diallo. Gioca da Lupo, palla centrale verso Salva ancora, però il San Giorgio Piana attenti in difesa, palla che finisce per rete di Sisse. La linea di passaggio, Pelé! De Chite, palla fra i piedi di Maniscalco. Prova a muoversi avanti Anane che chiama il pallone per i compagni, però è il momento giusto per servire. Adesso Anane viene incontro a palla lunga, però verso Passaro è uscito ancora una volta che va bene dei pali. Il numero 22 va a bloccare questo pallone. Porca troia! Gioca da Omar. Palla fra i piedi di Gianne, riesce a controllare bene questo pallone, poi resiste alla carica da parte di Chite, anche passa su due, si gira bene il numero 10, se ne va benissimo su Chite, sempre Gianne la palla poi verso Salvo, sbagliata con il passaggio. Gianne recupera allora Sessai che esce dai pali, allarga verso Neri, sempre il numero 2 gioca da Barbara, palla non riesce a controllare il numero 7, la rimessa laterale allora per il Castelvetrano con Diallo che si appoggia verso Ulania, palla ancora fra i piedi di Diallo, palla all'altra parte verso Omar che può portare il pallone in avanti, riesce a servire Lupo, passa su di lui, Lupo riesce a girarsi, prova a mandare Dos Santos, esce dai pali, però se sai che va a bloccare questo pallone Maniscalco. De Chite gioca da Cascicia, palla ancora dietro, controlla la palla il San Giorgio Piana, aspetta, butta dietro il Castelvetrano. Ancora De Chite. Palla verso Anane. Scappa! Non esce il pallone, lo continua il gioco per il San Giorgio Piana, la palla ancora fra i piedi di Anane che prova a giocare da Candela, rimessa laterale per il Castelvetrano. È stato nel bottone adesso dove c'è Salvo, poi la recupera ancora una volta per il San Giorgio Piana con Diachite. Su due giocatori del Castelvetrano, Salvo e Lupo, calcio punizione della chiamata a favore del San Giorgio Piana, la palla adesso fra i piedi di Neri, la porta sempre avanti come al solito il numero 2, accanto a lui c'è Barbara, riesce però tutta solo Neri, grande percussione per la piede, per la palla verso Nane, poteva anche lasciarla, dietro lui era scattato Sannasardo, controllo sbagliato da parte del numero 9, rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Diachite dalla centrale verso Maniscalco, scarica dietro verso il proprio capitano Neri, palla dall'altra parte verso Anane, non c'è il fuorigioco, allora ancora Anane sbaglia un'altra volta il passaggio, chiamato adesso il fuorigioco. Era avanti. Kravoschi
Palla centrale verso Lupa ancora, però il San Giorgio Piana a recuperarla, poi Diechite sbaglia, Diallo allarga adesso verso il proprio esterno per la palla lunga dove c'è Salvo contro Maniscalco, la palla che è uscita, rimessa tra San Giorgio Piana. Vieni, Fili! Leo! Poco. Così, fermo, stop! Leo! Sessai va da Neri, controlla ancora un'altra volta benissimo, il pallone numero 2 poi gioca centrale verso Passaro, palla allontanata ancora Neri, però palla alzata verso Sannasardo, poi sbaglia completamente l'uscita da Candela, allora recuperata Gianne, ancora Neri dall'altra parte, va ad allontanare il pallone, rimessa laterale per il Castelvetrano. Vieni, tutta arrivata qua. Palla verso Gianne, sbaglia un'altra volta il Castelvetrano, la recupera il San Giorgio Piana. Casciscia scarica dietro da Neri. Barbara due Mele, palla ancora dietro per Neri, un'altra volta cercato Sessai. Vai dentro, Diallo 8. Diechite. Uva! Palla verso Barbara, su di lui sempre Mele, accompagna il pallone da Kobe che esce bene dai pali. Uomo! Kravoschi, palla ancora per Kobe, pressa alto, Passaro, Kobe rischia, poi riesce a giocare comunque da Lupo, l'imbucata verso Giannè, è solo contro il portiere, è uscito benissimo dai pali Sessai. Campanina adesso verso di sinistra, palla efficient, rimessa a trave per il Castelvetrano. Fallo, signore! Kravoschi, ancora allontanare, poi capitano il San Giorgio Piana per contro questa palla, porta più avanti su di Diallo, riesce a conquistarsi il calcio di punizione a centrocampo. 8, Leo! Cambio, Diallo! Prendilo! Diallo, girati, Diallo! La centrale per Diechite. Adesso larga per Neri che accanto, Barbara riesce ancora a centrarsi con la palla per Passaro di ritorno verso Neri che può anche andare al tiro, atterrato, non c'è nulla per l'arbitro. Rimasto a terra Neri, adesso Keber, rilancio lungo, vuole ripartire a Castelvetrano, c'è sempre il difensore del San Giorgio Piana a terra. Adesso Gianne, palla che finisce fuori, è rimessa laterale per la squadra di casa. Ma sta cacciando! È così a calciare! Ma che stai combinando? Sta calciando, ma no, è rigore netto! Basta, mister. Ha deciso così, basta. Ricomincia il gioco, probabilmente per il rigore non fischiato su Neri. Adesso Anane con il problema Filipetti scarica dietro la Diechite, palla direttamente Filipetti di Sessai. Gioca adesso da Neri. Porta la palla avanti il numero 2, su di lui Salvo, non lo manda, sempre Neri. Palla verso il numero 8 Casciscia, rimessa laterale per il San Giorgio Piana con Barbara che vuole giocare subito, passa la palla a Filipetti di Casciscia. Messa in mezzo dove c'è Anane. Calcio di punizione a favore del Castelvetrano, mentre sta calciando si è messo in mezzo Omar. Vai Dario, dai. Va bene, dai. Risultato che rimane ancora sullo 0-0 quando sta per finire il primo tempo.
Seconda, Diallo, seconda. Grazie signore, oh, 3 quarti d'ora. Seconda. Stesso arbitro, Kobe va al rilancio lungo sempre verso Giannè, in 2 su di lui, non c'è nulla per l'arbitro, allora può continuare il gioco con Sessai che esce a bloccare questo pallone e poi va a lungo dove c'è Anane contro Omar. Anane mette benissimo giù questa palla, poi si appoggia dietro dove c'è Caciscia, palla troppo lenta, allora recupera il Castelvetrano ma soltanto per un attimo perché Diachite si va a riprendere ancora questa palla al centrocampo e allarga verso Neri. Si fa vedere Anane forse in fuorigioco, però non lo serve. Allora Barbara, palla ancora per Diachite. Riesce a girarsi benissimo, appoggiarsi ancora una volta al numero 5. Palla larga per Maniscalco. Prova a giocare da Casciscia, poi Lupo e Diachite sul pallone. Il calcio di punizione per il Castelvetrano, vuole battere subito e lo fa. Palla sbagliata per Giannè, allora ancora il San Giorgio Piano a recuperarla. Sempre Diachite in avanti. Neri. Centro esce Pastro che da solo può appoggiarsi lì, Neri non lo fa, la palla larga verso Barbara, anzi verso Casciscia che non riesce ad arrivarci, è rimessa al fondo per il Castelvetrano. Dai, davanti, Filè. Davanti, Filè, spezzi questa palla. Che cazzo ci fa Leo? Leo no! Mele! Sono rimessa da 3 per il Castelvetrano, Mele va a lungo verso Salvo, poi Barbara salta bene, va a recuperare questo pallone, gioca da passo, Gravoschi su di lui riesce comunque a mettere in mezzo il numero 4, da Nane non riesce a controllare con il petto, altra rimessa al fondo allora per il Castelvetrano. Calma! Aspetta! Alzati, Omar! Seconda, Omar, alzati, Leo, dai! Seconda! Che va al rilancio lungo dove c'è Giannè, non riesce però a controllare questa palla, rimessa 3 allora San Giorgio Piana. Candela gioca direttamente da Sessai, sempre il portiere, la San Giorgio Piana con il pallone per piedi, cercato molto il lancio lungo verso Casciscia. Mele però riesce a recuperare bene questa palla, gioca da Diallo, Diachite su di lui, poi si infila anche il contrasto San Nasardo, palla completamente sbagliata da Diallo, riesce a giocare bene da Lupo, la palla verso Salvo, in mezzo c'è Dos Santos, Salvo contro il capitano del San Giorgio Piana, c'è il calcio di punizione a favore Castelvetrano. Mele, ferma. Mele, occhio al contropiede, Mele! Fermo. Leo, Dos Santos! Occhio, questo mai marchiamo, capito? Occhio! Sul pallone ci sono Lupo, si allontana adesso un giocatore del Castelvetrano, rimane soltanto Lupo. Fischia arbitro, parte Lupo, la palla messa in mezzo del c'è Salvo e poi a staccare con la testa, finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0 fra San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano.
Tornano adesso in campo le due squadre dopo i primi 45 minuti, risultato di 0-0 fra San Giorgio Piana e Castelvetrano, però con la squadra di casa si è fatta vedere molto di più in avanti rispetto proprio al Castelvetrano. Adesso un cambio tra le file dei padroni di casa, esce Candela, entra il numero 18 Mule. Vince adesso il secondo tempo. Abbiamo parlato di disposizione dei giocatori del San Giorgio Piana, la palla verso Anane, prova a sfizzare di testa dove c'è il numero 10, palla dietro per l'appena entrato Mule, entra in aria adesso Mule, prova a calciare, palla alta, la prima occasione di questo secondo tempo l'ha avuta fra i piedi, l'appena entrato. Rimessa laterale per il Castelvetrano. Il numero 14 a battere verso Salvo, il contrasto con il numero 3 Maniscalco, è rimasto giù. Salvo continua però il gioco con Omar, però a portare il pallone avanti, l'ha preso la lunga troppa recuperatore di Echite, lancio lungo verso Sannasardo, protegge questo pallone del Gravoschi che poi appoggia la testa da Kepa, blocca il pallone, gioca ancora verso il proprio terzino, il numero 14, la finta del lancio, quella palla centrale, raso terra da Salvo, ancora il numero 14, la palla dove c'è Gianne che non riesce a controllare il pallone, rimessa tra allora per il San Giorgio Piana che vuole battere subito, lascia però Cacice il pallone al numero 18 Mule. Palla lunga verso Passero, poi Gianne non riesce a arrivare, ancora Mule, la palla dall'altra parte dove c'è Neri. Leggila qua. Devi fare, guarda da qua. Cacicia. Porta lui il pallone avanti, ancora il numero 8, allarga adesso da Mule. Si fa vedere sempre la Cacicia, palla dietro invece per Maniscalco, gira il pallone, allora la San Giorgio Piana, ancora Cacicia, prova ad andare lui in avanti, poi la palla fra i piedi del numero 10 Sannasardo. Neri. Sempre il numero 2 con il pallone fra i piedi, allarga verso il numero 6 di Echite, poi il contrasto di Barbara con il terzino del Castelvetrano, la rimessa laterale che va proprio alla squadra ospite. Scusa! Sull'uomo! È stata battuta adesso, allontana ancora una volta però bene la difesa del San Giorgio Piana, poi la palla centrale verso Cacicia, riesce ad arrivare adesso il numero 8 sul pallone, poi allarga la Mule, ancora Cacicia, si fa vedere centrale fra le linee di Sannasardo, ricomincia dietro però un'altra volta il San Giorgio Piana, un'altra volta Cacicia, sempre Sannasardo centrale, la palla per lui, grande palla da parte del numero 8, però a girarsi Sannasardo allarga adesso dove c'è Neri, sempre grande controllo da parte del numero 2, uno dei migliori fra i suoi fino a questo momento, il tacco di Sannasardo, entra in area, passa la palla proprio di Canale! Il gol dell'1-0 del numero 9 che ci aveva provato per tutto il primo tempo, ci riesce adesso a sbloccarla. Anane 1-0 San Giorgio Piana quando è appena cominciato il secondo tempo. Vai! Dai, dai! Vai Dario! Dario, Fabio! Dai!
Castelvetrano adesso sotto, aveva resistito per tutto il primo tempo agli attacchi del San Giorgio Piana. Subito arriva la Botosta in questo secondo tempo. 4-2-3, Mister Marino dopo il gol subito schiera verso un nuovo modulo in campo. 4-2-3-1, si posiziona adesso i giocatori. Questo schema messo salvo, prova a giocare verso il numero 10 Giannetti. Akita è bravissimo in scivolata, poi Mulè prova a allontanare, salvo, rimessa la trave per il San Giorgio Piana. Siamo distanti, Vico fatta! Hai visto? Va bene, dai, vai! Si sarebbe battuto adesso verso Anane, Omar però con la testa riesce a prolungare verso Diallo contro Pastro, Dante Leon che riesce a passare comunque il Castelvetrano, poi col pallone ancora per piedi di Omar, prova allargato, non c'è nessuno nel calcio di punizione però per il Castelvetrano, fallo a palla lontana commesso proprio al capitano Caio. Sul pallone si posiziona Giannè. Posizione interessante per il numero 10. Prepara adesso la barriera Sessai. 4 uomini per lui sulla barriera. Chiamato adesso anche Anane in difesa. Tanti giocatori del Castelvetrano in area. Fischia l'arbitro. Parte Gianne, prende in pieno la barriera, continua però ancora l'azione pericolosa da parte del Castelvetrano. Campanile esce senza problemi. Sessai va a bloccare il pallone, poi vuole far ripartire subito la sua squadra. Il grande lancio verso Barbara, non c'è il fuorigioco secondo l'assistente, però Barbara perde il pallone, lo va a recuperare. Mele lotta per la palla, rimasta ancora in campo il pallone, poi Sanna Sardo e il numero 7 Lupo. La rimessa tra che va al San Giorgio Piana. Si sarebbe battuto adesso proprio da Barbara, si va a prendere la palla Sanna Sardo, prova a girarsi un mele sempre Sanna Sardo vicino alla bandierina. Stocco proprio da parte del numero 6 il Castelvetrano, altra rimessa laterale in avanti per il San Giorgio Piana che è partita molto bene in questo secondo tempo. Barbara batte subito a Passero, controlla il pallone in aria, poi gioca un'altra volta la Barbara, la può mettere in mezzo, lo fa, la palla verso Giechite con la testa, però Gravoschi più alto di tutto allontana Casciscia, allarga Tanane, si sposta dalla sua posizione di punta, si va a prendere il pallone contro Giannè, pallone un'altra volta messa in mezzo ancora, il Castelvetrano allontanare, è rimasto a terra un giocatore del San Giorgio Piano, si rialza adesso, poi il Castelvetrano con il pallone fra i piedi, la palla dietro verso Kobe, in pressione, Anane rischia Kobe, riesce poi ad appoggiarsi verso il numero 4 Lania, palla adesso lunga dove c'è Salvo, la tocca anche con la mano, chiamato allora il calcio di punizione dall'arbitro. Ci siamo allungati, Calcio di punizione in battuta adesso con il San Giorgio Piana che manovra ancora il gioco da dietro, la palla fra i piedi di Maescalco, rilancia lungo verso non ancora Gravoschi, però con il petto allontana poi Omar, gioca dove c'è Giannè contro Maescalco per andarsi in velocità, passa Giannè, entra in aria ancora il numero 10, sterza, poi calcia, tocco con la mano proprio da parte di Giannè, calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Va bene, Buba, va bene, Buba, va bene. Fatti, Dario! Dico, fatti il blocco! Sessai lungo questo calcio di punizione dove ci sono passare a Nane, non ci arriva nessuno dei due,
c'è la spinta, anzi no. Vai Ana, Calcio di Ana! punizione Ana! commesso da Nane, calcio di punizione per il Castelvetrano con Kravoschi che allarga adesso verso Lania. Palla fra i piedi di Diallo, si gira benissimo di te, poi prova a cercare il numero 9 Dos Santos. Palla troppo forte, rimessa a 3 per il San Giorgio Piana. Giallo, semplice, 2 tocchi, semplice. Rimessa a 3 battuta adesso da Neri. Palla lunga, riesce però Diallo ad allontanare, poi ancora Neri prova a rimetterla verso l'area avversaria. È uscito per un'altra volta bene Kepa, che va a bloccare il pallone giocare da Kravoschi. Ancora Kravoschi, la palla dove c'è Kepa, allontana Cascicio, alla testa non arriva. Allora rimessa la 3 per il Castelvetrano. Palla verso Salvo, la trattenuta da parte di Maniscalco continua per il gioco e Somar. Palla dove c'è Gianni, entra in aria, atterrato, non c'è nulla per l'arbitro. Allora se sai ancora ad andare lungo sempre per Sanane, Passero poi prova ad aiutare il suo compagno con la testa, Mele si appoggia da Kobe e prova a far ripartire un'altra volta la sua squadra con il numero 14 del Castelvetrano che gioca verso Omar. La palla dove c'è numero 7 Lupo, toccata per il giocatore del San Giorgio Piana, rimessa tra le botte adesso al Castelvetrano. Lupo prova a giocare dall'altra parte verso Dos Santos, allontana ancora dietro il San Giorgio Piana. Anane non riesce a controllare bene questo pallone, allora sempre il Castelvetrano a recuperarla con Lupo che allarga verso il numero 6 Mele, però ecco il traversone in mezzo, allontanata ancora per una volta il giocatore del San Giorgio Piana, poi il blocco a parte di Lania su Passero, poi esce Coppe dai pali, allarga un'altra volta dal proprio terzino e prova a portarlo in avanti. Su di lui c'è il numero 10 del Piana, poi adesso Lupo con il pallone per si accentra sempre Lupo, calcia! Grandissima parata di Sessai che l'alza in calcio d'angolo. Merda! Yellow! Yellow! Sul pallone il numero 10, sì, il numero 8 Diallo. Faccio adesso il calcio d'angolo, atterrato in area Kravoschi, cancella per l'arbitro, allora continua il gioco. Lupo prova a rimettere la palla in mezzo ancora, San Giorgio Piana allontana sempre Kravoschi, è rimasto forse a terra, continua comunque il gioco. Gamba tesa da parte del numero 10 del San Giorgio Piana e ammonizione per Sannasardo, ammonito il numero 10. Ragazzi, calma. Riprendiamo a giocare. 2 contro 1 qua. Solania allarga verso Mele, su di lui 2 giocatori del San Giorgio Piana, in pressione, c'è il calcio di punizione per 8 giocatori del Castelvetrano. Dai, gira, gira! Cioè, di punizione battuta adesso verso Dialla, recuperata ancora la San Giorgio Piano con Anane. Porta la palla in avanti, gioca da Sannasardo per il pallone largo dove c'è il numero 7 del San Giorgio Piano, Barbara, la palla messa in mezzo, Passero, la conclusione alta di pochissimo. Prema ancora il Castelvetrano, sempre il San Giorgio Piano pericoloso in avanti, rimessa al fondo
sto per la squadra ospite. Siamo al 60° minuto della partita, il risultato di 1-0 per il San Giorgio Piana, soltanto un cambio effettuato fra le file dei padroni di casa. I padroni ospiti hanno poche risorse a disposizione, visti i problemi in questa settimana, ma alcuni giocatori messi fuori squadra. Continua il gioco con Mule che allontana in rimessa laterale per il Castelvetrano. Leo, tu parla bene tu! Basta, Caruso, basta! Bene, giusto! Kravosky. Arriva! Palla fra i piedi del numero 14, gioca centrale verso Diallo, contro il pallone e va direttamente dietro da Keba. Kravosky. Ora palla fra i piedi del numero 14 che gioca verso Giannè. Poi Maniscalco va lungo verso Anane. C'è il fuorigioco, però secondo l'arbitro era da solo davanti al portiere Anane. Ha chiamato il fuorigioco l'arbitro. So che va a giocare da Kravosky. Sempre la palla dietro per Keba. Stata battuta al Castelvetrano, la palla verso Salvo, c'è il fuorigioco ancora una volta, questa volta per a favore del San Giorgio Piana. Vai Fili! Vai, gioca, ora! Sul pallone fra i piedi di Cacicia, gioca centrale verso Passaro. Per andarsi su, ma ha recuperato però la palla il numero 3 del Castelvetrano. Diallo. Si gira poi ancora, l'imbucato un'altra volta, Diallo l'ha recuperata il San Giorgio Piana, non c'è nulla per l'arbitro, continua allora il gioco, la palla verso Anane che va a puntare Lania, in suo supporto c'è Barbara, la palla per lui, la conclusione che va fuori, poteva anche mettere in mezzo il numero 7, non c'è riuscito, forse la palla troppo lunga, resta al fondo battuta subito da Kobe che va da Monzon, palla fra i piedi di Omar. Va lungo dall'altra parte, grandissima apertura per Dos Santos. Ancora Dos Santos, se ne va benissimo su Neri, porta lui il pallone in avanti, entra in area, poi gioca largo, la palla messa in mezzo, allontana il giocatore del San Giorgio Piana, poi Diachite con il pallone fra i piedi, Giannè a lottare con lui, non c'è nulla per l'arbitro, continua ancora il gioco, adesso Mule allontana un'altra volta, la palla è rimessa tra le per il Castelvetrano. Dai, Buba! Leo, tu parla! Dai, andiamo la palla! Dai! Sulla palla fra i piedi di Giannè, poi Monzon, la scivolata di Maniscalco, la mette un'altra volta in rimessa 3 per il Castelvetrano, adesso prova a farsi vedere in avanti, ancora Lupo, palla messa in mezzo, Diachite con la testa, la palla arriva fra i piedi di Anane, controlla benissimo, il pallone si gira, grande palla per San Sardo, su di lui però Kravosky non lo fa passare, torna indietro, allora il numero 10 che allarga da Mule, a campo per andare il numero 18, sempre Mule, servito Anane, Monzon su di lui. Non c'è nulla per l'arbitro, rimessa laterale. Ora per il San Giorgio Piana. Ana! Mulo!
Mister! Oh, mister, dai, amore, mister, dai! Signor Agnello! Yaki! Mister! Sì. Arbitro! Capito? Chiamati a San Nasato dietro l'area. Vito! Ricomincia adesso il gioco con Maniscal con la palla lunga verso il numero 6 Diachite, poi Dos Santos si appoggia dietro verso Mele, la palla lunga da Lupo che gioca da Omer, altra palla per Dos Santos, non riesce ad arrivare il numero 9, altra palla lunga da parte del numero 3 e rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Diachite prova a prolungare il numero 6, poi il pallone che finisce fra i piedi di Neri, allontana ancora il numero 2, la palla finisce completamente fuori anche dall'impianto sportivo, la rimessa laterale per il Castelvetrano. Si riesce a controllare bene il pallone, il giocatore del Castelvetrano, poi è rimasto a terra. C'è un altro fuorigioco dubbio Ma che mister sta a parlando? favore del San Giorgio Piana. Mister! Per non parlare tu era perfetta, mister! C'è di punizione allora per il Castelvetrano, Kravoschi gioca al numero 14 Monzon. Palla frepidesto di Dos Santos, Neri ancora alle varie prese del pallone, la palla che è rimasta in campo, continua allora il gioco con Kebba che esce dai pali a prendersi questa palla, può appoggiarsi e lo fa andando da Diallo. Palla lunga verso Dos Santos e Mele, la palla che è rimasta lì in attacco verso il Castelvetrano, riesce ad arrivarci però l'esterno del Castelvetrano, rimessa al fondo allora per il San Giorgio Piana. So palla lunga verso Nane contro di lui, Kravoschi lottano i due ancora, Nane prova a passare sempre numero 5 su di lui, poi torna indietro da Kobe, la palla lunga dove non c'è nessuno, c'è soltanto Mule che accompagna in rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Mule, palla verso Cascicia, poi Passero per allontanare un'altra volta Kravoschi, allontana, poi Salvo contro Maniscal, continua il gioco Diachite, si va a riprendere il pallone, Diallo però il calcio inizia per il Castelvetrano con Omar che potrebbe battere subito, lascia pure il pallone a Kravoschi. Palla all'altra parte verso Dos Santos, a saltare con lui Neri, Callamei ancora per il San Giorgio Piana, palla allontanata dove c'è Mele che può metterla in mezzo, allontana un'altra volta, poi il capitano Caio, Kravoschi stacca con la testa, gioca da Monzon.
Questa è la palla che è rimasta in campo, anzi non rimessa laterale per il Castelvetrano con Giannè che va subito alla battuta andando da Kravoschi. Non abbiamo finito, non c'è la giocata, non la prendiamo. La centrale per Lupo che gioca da Diallo, si va a riprendere, però la palla Nane può ricominciare anche da dietro, lo chiude il giocatore del Castelvetrano, sempre Nane, gioca adesso da Mulei che butta questo pallone in avanti, Kravoschi ad accompagnarlo verso Keba, allontana poi la palla che è finita fuori, anzi no, Giannella ha tenuto in campo, la palla fra i piedi di Omar contro il numero 4 Passero, non c'è nulla per l'arbitro, continua allora il gioco. Grande stacco per la parte di Lania ancora il San Giorgio Piana, comunque recupera il pallone, la palla larga dove c'è Barbara, gioca adesso verso Neri, ancora Neri contro il giocatore del Castelvetrano, la palla che sbatte sulla testa di Neri, continua il gioco, il calcio di punizione per il Castelvetrano. Mele, palla centrale per Dos Santos, prova a girarsi un passo per un'altra volta indietro verso il proprio terzino, ancora il pallone dove c'è Dos Santos, ha recuperato però il San Giorgio Piana con Diachite che allontana dove non c'è un'altra volta nessuno. Che va allora grande controlla per il Castelvetrano, grande calma, ci gioca la Kravoschi, la palla poi larga verso Lani, adesso Diallo si alza, il pallone continua per il gioco, c'è vantaggio per l'arbitro, palla larga verso Monzon, su di lui Casciccia riesce a passare, Monzon, Lupo lungo la linea laterale, riesce a allontanare benissimo, Maniscalchi, grande anticipo e rimessa laterale per il Castelvetrano. Palestro per Salvo, atterrato da Casciccia, non c'è nulla per l'arbitro e continua il gioco. Kravoschi, sorpassato dal pallone Nane, se lo va a prendere, punta proprio il numero 5, ancora Nane, entra in aria, poi la mallavesta dietro non c'è nessuno, riparte allora il Castelvetrano con Mele che prova a superare in velocità, Sannasardo non riesce, Neri si riprende ancora questa palla. Su di lui c'è però il giocatore del Castelvetrano Diallo. Continua il gioco, si accendono gli animi tra Omar e Neri. Ancora adesso dovrebbe fermare il gioco l'arbitro. Non lo fa, continua il gioco. Se sai, palla lunga dove non c'è nessuno, esce allora Kobe. Blocca il pallone. E va a lungo verso il numero 10 Giannemule a saltare con lui, forse c'è stata una trattenuta, non per un secondo l'arbitro, è iniziata allora Castelvetrano. Uno più avanti, bravo, vieni qua, scendola! Uno solo facciamo, va! Scendola! Così! No! Facciamo! Sto ancora con la palla del Castelvetrano, poi Salvo, buttato giù, il gioco Neri, allontana c'è Casciccia, Kravoschi ancora non va a chiudere, poi Kobe blocca questo pallone e gioca verso Lania. Palla lunga dove c'è Dos Santos un'altra volta, però Neri a chiudere, altro grande anticipo da parte del numero 2, la palla alta verso Diachite e Lania. Allontana un'altra volta, poi Lupo controlla il pallone, scarica dietro, ha recuperato Nane, passaggio sbagliato da parte di Lupo, poi sbaglia però anche Neri, esce un'altra volta Kobe, altro pallone sbagliato da parte del San Giorgio Piano, allora il Castelvetrano prova a farsi vedere un'altra volta in avanti, la palla larga verso Giannè, palla per Dos Santos, si fa scavalcare il pallone, non riesce ad arrivare, allora se sai blocca adesso questo pallone, lo fa suo e chiede calma, risultato di 1-0 ancora per il San Giorgio Piano al 73esimo minuto. Sai, palla lunga Lania, allontana poi la palla dove c'è Barbara, palla centrale per Diachite, ancora il San Giorgio Piana, poi Salvo, adesso Giannè prova a allontanare dove non c'è nessuno un'altra volta, allora se sai può controllare questo pallone e andarlo a bloccare con tutta la calma del mondo, allarga adesso Damule, a campo per andare il numero 18, va al lancio lungo verso il numero 10 Sannasardo, blocca un'altra volta questo pallone Keba,
Dai, a terra! Calma! A terra! Gira, Lania. gira! Facci vedere, Giovanni! Uomo! Sulla palla di Lupo è giocato Santos, il tacco per Mele che è partito, grande scambio per giocare il Castelvetrano, per la palla messa all'altra parte dove c'è Giannè. Mulè non ci può arrivare ancora, Giannè sto pezzo questo pallone, prova ad andarsene, Mulè però protegge, buttato giù, calcio di punizione per il San Giorgio Piano. Buona Mele! Signore! Mezzo! So, palla lunga verso Anane e Gravoschi, esce Silania, riesce a contrastare il numero 9, la palla ancora lunga regalata alla Castelvetrano con Kobe che gioca da Gravoschi. Palla centrale per Lupo, gioca adesso verso il numero 3, Omar, il contrasto con Diachite a centrocampo, anche ammonizione per il numero 6. Sto cambio, il secondo San Giorgio Piana, entra Colicchia, numero 14 esce Diachite. Aspetta. Vai. Lupo sul pallone, fischia arbitro. Parte Lupo che la mette in mezzo a Omar. Stacca con la testa di pochissimo, non entra questo pallone. Rimessa al fondo per il San Giorgio Piana. Porco cane, porco! Va bene, dai! Cazzato io! Com'è Gonzalo sta? Signore, fatemi aspettare, signore, Giova, devi avvire e basta, devi alzare il spingere a Mulè. Se sei va adesso alla battuta, palla lunga con la testa, va a staccare ancora il numero 8 Diallo, la palla destra fra i piedi di Mele che ricomincia dietro dove c'è Lania, velocissimo in pressione, giocatore della San Giorgio Piana. Adesso la palla centrale verso Omar, poi Diallo la mette dall'altra parte dove c'è Giannè, la rimessa laterale per il Castelvetrano. Palla dove c'è Giannè, contrastato Mulè, non c'è il tocco d'arbitro, non continua il gioco. Ancora Mulè a giocare da Colicchia, appena entrato, allarga adesso da Barbara, la palla un'altra volta per il numero 14 che è velocissimo, prova ad andarsene verso su Diallo che accompagna questo pallone, poi il contrasto fra i due, la rimessa al fondo per il Castelvetrano con Kobe, si apprezza la battuta, va a giocare subito da Gravoschi. Posizione per la spiega da parte del numero 5, gioca adesso centrale verso Giannè che gioca da Monzon, la palla per Omar, allarga un'altra volta verso Dos Santos, si sta facendo vedere di più adesso il Castelvetrano in avanti, sempre lanci lunghi da parte della San Giorgio Piana con Coppe, con la testa gioca da Lania, rischia, c'è Colicchia grande, però sembra la parte di Lania proprio sul numero 14, poi la palla centrale per Omar che gioca da Gravoschi, palla lunga verso Salvo, troppa lunga, però allora se sai senza problemi a controllare questa palla con il ginocchio, aspetta l'arrivo di Salvo per andare a bloccare questo pallone. 5. Buona raga, dai, buona raga! E calcio Mattia! Se sai, la
La palla lunga verso Anane, spizza con la testa ancora, non c'è nessuno. Allora esce un'altra volta Kobe a bloccare il pallone e giocare verso Kravosky. Palla centrale per Omar, per la giocare a Diallo, si è inserito benissimo. Passero, poi la palla ancora verso Passero Colicchia, sbaglia, allora riparte Castelvetrano con Lania, preferisce ricominciare da dietro. Adesso Mele, poi la palla dietro dove c'è Diallo. Kravosky, palla per il numero 10 Gianne che non riesce ad arrivare a recuperarlo ancora. Il San Giorgio Piana, altro lancio lungo, altro pallone regalato al Castelvetrano. Kobe gioca da Kravosky. Palla fra i piedi di Monzon, gioca centrale verso Gianne. Gira bene sul pallone, grandi scambi fra i giocatori del Castelvetrano, poi non riesce a passare questa palla all'esterno da parte di Omanes. Kravosky su Anane, il calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Lascialo stare, non strano. 5. Bravo Ana! Ana! Ruslan! Vieni, Ruslan! Lasciali stare! Bla 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 bla, lasciali stare! Ruga! Dai! Calma! So può ricominciare il gioco, sul punto di battuta c'è Sessai. Che arbitro, parte Sessai, va a lungo verso Anane sempre, il controllo con Kravosky. La palla dove c'è Diallo che va al rilancio, la palla verso Dos Santos, allontana ancora Neri direttamente fuori all'impianto sportivo, rimessa laterale per il Castelvetrano. Troppo, tecca! Qua siamo! Non con la palla, che ne dice con niente con la palla! Ho detto io però, che niente bravo! Quanto me ne sono andato qua? Io con la palla! Somai scalco allontanare in rimessa tra ancora per il Castelvetrano. E là la palla, ma gioca! E non rompere i coglioni, che è qua? Ma parli sempre, parli! Oh, e mica visto, devo parla sempre questo, lascialo stare tutto il tempo, dai! Che uno non gli dice niente! Dai, Ru! Lania, palla larga verso Mele, porta il pallone avanti il numero 6. Sempre Mele, poi il pallone dove c'è Dos Santos, non riesce ancora ad arrivare, protegge in fondo Sessai. Mettila dentro! Signore! Ogni volta mezz'ora però, signore! Siamo in mezzo! Vito! Sessai va a battere, rimessa al fondo lungo verso non ancora Kravosky, però con la testa, poi Lania del basso riesce comunque a riprendersi il pallone e andare da Diallo. La palla verso Monzon, può appoggiarsi da Omar, lo fa. Prova ad andarsi, anzi era Gianni, scusate, palla adesso verso Omar. Maniscalco però bravissimo, allontana questo pallone, adesso Moulet. Gioca! Il pallone si vede ancora Moulet. La palla verso Anane. Cascicia. Questa laterale poi per San Giorgio Piana.
Mister, un attimo, non deve dare il tempo. Mister, Se la tre battuta adesso Mulè va verso Anane, Monzon, lo anticipa, poi Lupo, prova a giocare proprio da Monzon, Passero. Alla finisce in rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Sta a terra per il frattempo Monzon. Va a rialzarsi adesso, è il numero 14. Coli in mezzo qua, batti. Monzon, oh! Giro! Kravosky, palla frepiede di Lani allarga dall'altra parte verso Mele. La rimessa ancora per il Castelvetrano. Giro! Kravosky. Due ne hai! Porta il pallone avanti il numero 5, poi prova l'apertura dove ci sono Omar e Dos Santos, altra palla e finisce una rimessa laterale per il Castelvetrano con Mele che va a giocare subito verso Lupo, mette la palla in mezzo, prova a spizzare, poi Salvo con la testa ancora, adesso Neri può allontanare e lo fa. Anane Scappa, vieni qua! gioca da Colicchia, palla dietro dove c'è Passero, allarga adesso verso Casciscia. Mulè può puntare, Monzon ancora, Mulè sottile anche Gianne, il calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Buona Mulo! Non vuoi trovare il batto, non vuoi trovare. Giova, perché tu? Perché? Mulè sul pallone, prova a cercare Anane, lo trova, sugge sempre Kravosky, lo accompagna, non entra nella sua area, Palesso, Passero, gioca la Mulè ancora, Passero, poi Salvo, non c'è il tocco dell'arbitro, allora punti il gioco. Due volte con la mano C'è adesso il tocco di mano, dopo tanti secondi l'ha chiamato l'arbitro. A pallavolo stiamo giocando, signore! Giusto, con la mano dentro, giusto! C'è punizione adesso per il San Giorgio Piana con Maniscalco e Gaio sul pallone. Gaio prova a alzare questa palla verso Anane, Kravosky lo anticipa, allontana dove c'è il Lupo che la mette bene giù, poi prova a giocare da Dos Santos, arriva adesso il pallone il numero 9, Sterza, tiene la palla in campo sempre Dos Santos, gioca un'altra volta da Lupo, palla messa dietro verso il numero 4, Lania che allarga adesso da Kravosky, prova a alzare questo pallone dove c'è Gianne Mulein, rimessa laterale per il Castelvetrano, mancano 3 minuti più recupero alla fine delle partite, risultato su 1-0 per il San Giorgio Piana, il gol di Anane, il primo della sua squadra in questa stagione ad arrivare obiettivo 2 gol. Fino ad ora c'erano stati 8 marcatori diversi, tutti ad un gol. Il primo ad arrivare a 2 è il numero 9 del San Giorgio Piana. Adesso la palla vicino alla bandina per il Castelvetrano, prova a metterla in mezzo, Monzon la fa la trattenuta su Salvo, troppo leggera, però per Fallo, è giallo! Per il San Giorgio Piana. Se non è una ripartenza! Alla battuta sempre se sa il portiere del San Giorgio Piana va a lungo dove non può trovare nessun suo compagno, palla troppo forte e lunga che sta al fondo allora per il Castelvetrano. Lania larga adesso da Mele, palla per Diallo, prova a giocare verso il numero 7 Lupo, atterrato, non c'è nulla per l'arbitro, soltanto rimessa laterale. Questo palla lunga verso Dos Santos, completamente sbagliata, la rimessa laterale per il San Giorgio Piana che non ha fretta di far ricominciare il gioco. Palla messa dentro da Sessai.
Rilancio lungo, sempre Sanane, questa volta va a Barbera a prendersi la conclusione. Palla alta, buona conclusione da parte del numero 7. Rimessa al fondo per il Castelvetrano con Keba che batte subito, la palla che però deve essere posizionata sulla linea. Va bene, adesso la battuta, Keba gioca da Grabowski. Monzon. Palla verso Omar, passa sul pallone il numero 4 a riprendersela, poi pressato alto da Gianni, riesce a trovare Anane, il pallone di Cascicia, imbucata, c'è il fuorigioco per c'è il fuorigioco di Colicchia, servito in ritardo. Adesso il Castelvetrano può buttarsi in avanti con il numero 8 Diallo che va a giocare da salvo, la palla verso Gianni, può scaricare dietro da Monzon, non lo fa, si è andata a riprendere la palla, allora Amulè l'ha rimessa, sì, il calcio di punizione. Signore, batto io, signore! Batto io! La rimessa laterale che va al San Giorgio Piana con Mulè che va a giocare da Nane, l'ha tenuta la parte di Grabowski, ancora rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Calma! Anane ancora contro Grabowski, la trattenuta, poi Cascice dove non c'è nessuno, rimessa 3 per il Castelvetrano. Siamo al 90° minuto. 3 minuti di recupero, decreta l'arbitro. Ultime possibilità per il Castelvetrano, Gonzalo il passo a Crete, sta allontanato di scacco dove c'è Giannè, la palla che rimane lì, allontanato il capitano Caio, poi lascia scorrere Diallo, la palla per Manzon, ancora Diallo, prova a girarsi, se ne va benissimo il numero 8 e porta il pallone avanti, sempre Diallo imbucato dove c'è Dos Santos, prova giocare il numero 3 Omar, adesso può ripartire il San Giorgio Piana e potrebbe anche andarsi a chiudere verso la bandierina. Subito. La palla fra i piedi di Anane non ha servito, Colicchia gioca adesso dietro da Cascicia, mette il pallone dall'altra parte dove ha provato a cercare Neri, palla regalata ancora una volta a Castelvetrano, rimessa dal fondo, si è presa subito alla battuta Keba. Palla fra i piedi di Monzon. Dai, Buba! Ancora Keba. Palla dall'altra parte dove c'è Mele. Palla messa in mezzo, blocca, se sai. Uno! Se va al rilancio lungo, buca Omar, allora poteva andare in avanti, anzi era Diallo, scusate, la rimessa al fondo per il Castelvetrano. Siamo adesso al 92°, un minuto alla fine della partita. Monzon, rilancio lungo, forse l'ultima possibilità per il Castelvetrano, pochi giocatori prendono avanti in maglia bianca, resta lontana, Maniscalco, l'ultimo tocco è di Giannelli, messa laterale per il San Giorgio Piana. Questa vittoria, la squadra di casa andrebbe a 14 punti, allontanandosi alla zona play-out, la quarta vittoria per loro. Il Castelvetrano invece ancora 0 vittorie, 2 pareggi, questa sarebbe l'8ª sconfitta. Un punto per loro in classifica, essendo la penalizzazione iniziale di un punto. Finisce qui la partita, va a 14 in classifica il San Giorgio Piana, vince questa partita soffrendo comunque anche molto meritatamente, tutto frutto di un gol di Anane trovato all'inizio del secondo tempo. Un primo tempo invece di sofferenza per il Castelvetrano, aveva attaccato molto il San Giorgio Piana. Adesso Anane e il mister Marino cercano di chiarire a fine partita. Allontanati 2, un saluto da Francesco Di Stefano, alla prossima.